niente da fare a questo punto per Crutchlow, manovra di sorpasso controversa e conflittuale su Marc Marquez, che rimane in seconda posizione, mentre Valentino sta cominciando ad entrare nel mondo dei sogni, entra cercando di avere velocità doppia rispetto a Marquez, troppo forte Cal Crutchlow, che rischia di andare a toccare il posteriore, rischia la frittata, mentre qua davanti è tutto un arcobaleno per Valentino Rossi, alla faccia del bollito del pilota che non ha più nulla da dire. Fuga solitaria per Valentino Rossi, che ha 34 anni, dopo un cammino difficile passato per la Ducati, un cammino fatto di bocconi amari ingoiati quest'anno e poi di mosse tecniche razionali nei test. Trova sempre più confidenza con la M1, quest'oggi trova una pista di velluto e una giornata di seta sul suo cammino, sta viaggiando verso la 106esima vittoria. Si era fermato a 105 che sembravano già un monte spaziale, tutti in piedi sul divano. Ultima chicane, è tornato, Rossi c'è, torna a vincere davanti a Marquez, a Crutchlow, a Daniel Pedrosa, e poi di nuovo tutti in piedi sul divano un'altra volta per Jorge Lorenzo, l'uomo operato con una placca e 8 viti nella spalla, quinto sul traguardo, e il bottino di punti mondiali per lui continua a rimanere importante. Che giornata per la Yamaha, che giornata per noi, che giornata meravigliosa, fantastico. Arrivano poi Pradel in sesta posizione davanti a Bautista e Spargarò con la CRT davanti alla Yamaha di Bradley Smith. Le due Ducati di Dovizioso e Hayden purtroppo a 34 secondi in decima e undicesima posizione, annunciata la giornata di sofferenza che avrebbe potuto rimanere di Rossi se fosse rimasto là. Quest'oggi invece ha ritrovato le ali e penso ai competentoni che popolano il mondo, che avevano dato Rossi per spacciato, ma anche alla controprova di